Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. A Catania interi quartieri senza luce né acqua, la rabbia di centinaia di abitanti di Montepo. Da domenica scorsa senza corrente elettrica. C'è chi dorme sul pavimento e chi si lava con le bottiglie d'acqua, costretti a vivere come profughi, è lo sfogo che abbiamo raccolto. È colpa della politica, l'arcivescovo di Palermo Lorefice punta il dito contro decenni di incurie ed omissioni alla base dei disastri di oggi. Intanto continuano gli incendi, la discarica di Bellolampo rimane osservata speciale. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte della donna trovata dopo diverse ore nell'ascensore della sua abitazione a Palermo. Piovono le disdette dei turisti spaventati dalle emergenze che si susseguono nell'isola. Gli albergatori registrano il 40% di rinunce. Calcio, secondo giorno di ritiro per il Palermo a Pinzolo, soddisfatto il presidente Mirri, stiamo lavorando bene. Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. A Catania interi quartieri da giorni sono senza luce né acqua. Siamo stati a Montepo per raccontarvi la situazione disperata di centinaia di persone che da domenica scorsa sono senza corrente elettrica. Sentiamo Emanuela Corsi. Siamo senza acqua. Naturalmente niente acqua va da bere, a parte questo tutto, per lavarci, per tenere le cose un po' fresche. Siamo esattamente stile profughi. Profughi è il termine utilizzato da questa residente di via P3 nel quartiere catanese di Montepo, dove centinaia di persone da domenica scorsa vivono senza luce. Qualcuno per alcune ore è rimasto anche senza acqua. Abbiamo telefonato all'Enel e non hanno detto ora gliela mandiamo, ma niente. Io sono andata a prendere le bottigliette alla fontanella per farmi la doccia. Le temperature torride dei giorni scorsi hanno reso tutto più complicato. Questa è la prima notte che siamo riusciti a riposare, ci dicono. Oggi ci sono state temperature stanotte un po' migliori, ma sappiamo che abbiamo avuto 50 gradi, 2 bambini, a terra, non dormire. Sono tanti gli anziani che vivono in questo quartiere. Molti sono al quarto piano di questi palazzi. Senza citofoni né campanelli si teme per la loro salute. Non funziona la luce. Possibilmente saranno anche morti a casa qualcuno. E nessuno sa niente, nessuno che si è degnato di informarsi di queste povere persone. Tanti anziani non vogliono lasciare le proprie abitazioni. Questa signora viene tutti i giorni da Acicatena per assistere la madre. Vengo tutti i giorni qui da mia mamma che ha 80 anni perché sono preoccupata, perché ha da domenica che è senza luce, giustamente non c'ha niente né frigo completamente perché non si può tenere niente. A nulla valgono le segnalazioni all'Enel, nessuno dà risposte e interviene. La disperazione è tanta. E ancora oggi, chiamando l'Enel, chiamando qualcuno, dice che non risulta neanche che c'è un guasto. È un quartiere purtroppo questo dimenticato. La situazione è gravissima. Guardi, io a questo punto devo solamente pensare che ci vogliono fare morire. E se i cittadini non riescono ad avere risposte, appaiono impotenti anche i primi cittadini. Nella chat che vi mostriamo in anteprima tutto il disagio dei sindaci. Sentiamo Luca Ciliberti. Quelli che vi stiamo mostrando sono alcuni contenuti di una chat riservata di WhatsApp della quale fanno parte i sindaci dei comuni catanesi interessati dall'emergenza blackout, acqua e luce. Nella stessa chat sono inseriti anche i responsabili dei gestori idrici e i tecnici dell'Enel, la prefettura e i responsabili della protezione civile. Nelle intenzioni la chat avrebbe dovuto snellire le comunicazioni tra tutti i soggetti interessati per velocizzare gli interventi su ogni singola criticità sul territorio. Di fatto la chat si è trasformata in pochissimo tempo in uno sfogatoio dove i sindaci vengono rimbalzati dal gestore dell'energia, ma i ritardi negli interventi costringono i comuni a fronteggiare un'emergenza che gli sfugge di mano. Ho 2 quartieri con distacco da oltre 60 ore, stanno venendo al comune a protestare, scrive il sindaco Corsaro di Mister Bianco. È impensabile lasciare la gente senza corrente elettrica. Noi per questo abbiamo denunciato la redistribuzione, ma non è finita qui. Quando passerà il momento della crisi, noi assolutamente pretendiamo che sia il governo che la governance di distribuzione insieme ai comuni decida e presto il miglioramento delle infrastrutture elettriche. Ho mezza città senza energia elettrica, commenta ancora uno dei sindaci. Le persone si aggrappano ai sindaci, a tutti noi, per sapere cosa sta succedendo e cosa si prevede per il ripristino. Non siamo stati in grado di dare nessuna informazione. Chiaro che la popolazione sta vivendo momenti di esasperazione, per noi sindaci non è facile continuare a
a prestare assistenza ai nostri concittadini, per cui l'appello che noi rivolgiamo è quello di cercare di, nel più breve tempo possibile, ripristinare queste forniture, perché davvero viviamo momenti critici ed emergenziali. I cittadini sono esasperati, si rivolgono al sindaco, ma anche noi siamo esasperati. All'interno di una chat che coinvolge tutti i sindaci della provincia di Catania lanciamo gridi d'allarme, ma è una situazione davvero difficile. Però ci siamo e proviamo a fare la nostra parte. Una situazione decisamente sfuggita di mano che in alcuni casi ha portato i sindaci ad avviare azioni legali contro l'Enel. La preoccupazione di tutti però riguarda il futuro. Se i gestori non adegueranno gli impianti idrici, al primo distacco i comuni saranno nuovamente senza acqua. E proprio in questo momento arriva una nota da parte di E-Distribuzione, evidentemente sollecitata da più parti. E-Distribuzione continua con assiduo impegno a fronteggiare le conseguenze dell'eccezionale ondata di calore, scrive l'azienda, che ha ulteriormente rafforzato la propria task force nell'area di Catania grazie all'arrivo di nuove 150 risorse, portando ad un totale di circa 600 tecnici che stanno operando ininterrottamente sul territorio. Inoltre si legge ancora nella nota: per le rialimentazioni d'emergenza E-Distribuzione sta mobilitando 100 gruppi elettrogeni, 20 dei quali sono stati portati sul territorio regionale nelle ultime ore, 8 power station e 2 cavi attrezzo. Nella giornata odierna, scrive ancora E-Distribuzione nella nota, arriveranno altri 3 laboratori mobili cercaguasto e un ulteriore power station. Attualmente sono aperti 70 cantieri per sistemare linee guaste su tutta la Sicilia. E all'interno di Sicilia 24 Focus di oggi ci occuperemo ancora dell'emergenza acqua e luce a Catania. In studio con Roberta Lunghi il sindaco Enrico Trantino, in collegamento anche il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, autore di una denuncia nei confronti di E-Distribuzione. Il programma, lo ricordiamo, sarà trasmesso anche in diretta sul sito di Telecolor e sulla Sicilia Web. E alla base, a complicare tutte queste emergenze, c'è anche soprattutto la grande ondata di caldo che sta concedendo una tregua da alcune ore, ma non tutti gli incendi sono ancora domati. I fronti di fuoco restano attivi nel Palermitano e nel Messinese. Intanto si tirano i primi bilanci che sono catastrofici, mentre l'arcivescovo di di Palermo, Corrado Lorefice, lancia un duro attacco sulle responsabilità della politica in questo disastro. Sentiamo Maglio Viola. Quello che è accaduto in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni, insomma è colpa della politica. È duro l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice sugli incendi che hanno portato morte e distruzione, il suo attacco dopo aver visitato la chiesa di Santa Maria di Gesù distrutta dalle fiamme. Andate perse opere d'arte e reliquie come il corpo di San Benedetto il Moro, il copatrono di Palermo insieme a Santa Rosalia. Intanto brucia ancora il bosco intorno ad Altavilla Milicia, in azione da questa mattina Canadair ed elicotteri nella zona di Valle Fico. Il rogo nelle ultime ore appare però finalmente circoscritto. È stata spenta per motivi precauzionali comunque la linea elettrica della zona per poter effettuare lanci in sicurezza. È l'unico fronte di fuoco ancora attivo nel Palermitano. Sono stati domati gli incendi di Borgetto a Montegradara. Ieri è tornata percorribile la statale 186 che collega Partinico a Borgetto e Monreale. Incendi ancora attivi anche nel Messinese, mentre nel Catanese a Pedara 12 villette sono andate in fiamme e la gente letteralmente scappata di casa. Sono circa 2000 gli sfollati, mentre il bilancio delle vittime si è fortunatamente fermato a 3. Osservata speciale resta invece la discarica di Bellolampo nel Palermitano, dove le fiamme sono spente ma continuano a covare nella parte bassa della quarta vasca. Grandi difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, la raccolta non si è mai fermata, ma mentre la differenziata viene conferita regolarmente, la parte indifferenziata viene raccolta con lentezza per difficoltà oggettive nel portarla in discarica. Intanto a Castellammare del Golfo, al confine fra Palermo e Trapani, 7 resti per smaltimento illegittimo di reflui. Una ditta specializzata, invece di trattarli, li gettava nei tombini municipali destinati alle acque piovane, scaricando di fatto tutto a mare senza depurazione. Il caldo ha mollato un poco la presa, ma non arretrano invece i disagi aeroportuali. A Palermo nuova aria condizionata disponibile solo dal 15 agosto, mentre dal 1 di agosto, per limitare il caos, sarà vietato l'ingresso nell'area gate dell'aerostazione fino a 2 ore prima del volo.
E sarebbero dolosi 6 incendi su 10. Secondo la Coldiretti si calcolano in 60 milioni di euro i danni all'agricoltura. Ma chi sono quelli che spesso noi giornalisti, con un termine semplicistico, chiamiamo i piromani? Sentiamo Orazio Longo. Sarebbero dolosi ben 6 incendi su 10 e ci vorranno 10.000 euro all'ettaro fra spese immediate e di lungo termine per la ricostruzione. 15 anni il tempo previsto per ripristinare ciò che è andato bruciato. A dirlo è la Coldiretti, che rimarca le stime della Protezione Civile siciliana, secondo cui sono oltre 60 milioni i danni causati in 2 giorni dai roghi. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Insomma, un danno enorme che è ancora solo provvisorio. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza. Secondo il report del Corpo Forestale sono stati quasi 350 i roghi in Sicilia in 48 ore. Ma qual è l'identikit del piromane? Secondo gli esperti e dall'analisi delle persone già denunciate dal Corpo Forestale si passa dal pazzo al criminale. C'è chi appicca il fuoco per sadico, divertimento o per ripicca, chi per cosciente scelta economica o di malavita. Metti la truffa a un'assicurazione che poi dovrà pagare i danni. Per il ministro Musumeci non è una novità che in molte regioni gli incendi sono determinati dalla criminalità locale, spesso per fini speculativi. Ma c'è anche chi semplicemente per incuria non provvede allo sfalcio dei prati, lasciando l'erba alta pericolosamente infiammabile, o chi per leggerezza lancia una sigaretta accesa che trova terreno fertile per provocare un incendio. C'è chi poi, dando fuoco a terreni per ripulirli, non riesce a governare il rogo. Le temperature oltre i 40 gradi, il vento e l'assenza di precipitazioni fanno il resto. Indagano magistratura e forze dell'ordine. Intanto il governo, che con la premier Meloni ha ribadito la necessità di organizzare un piano di prevenzione che non sia però nella logica degli interventi frammentati, ha chiesto all'Europa un potenziamento della flotta europea dei Canadair. Sarà dimesso nelle prossime ore il pilota dell'elicottero Falco 8, protagonista ieri sera di un atterraggio di emergenza nella riserva naturale di Pantalica, nel Siracusano. Il pilota, che si trova ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Umberto I, ha riportato solo qualche scoriazione e contusione. L'elicottero era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio a Sortino. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per verificare se si sia trattato di un'avaria all'elicottero o di un errore umano. Parliamo adesso della donna trovata senza vita in ascensore a Palermo. Indaga la procura che ha disposto l'autopsia. La vittima è stata scoperta dopo molte ore. Sentiamo Marco Gullà. Al condominio 358 di Via Oreto a Palermo c'è ancora incredulità. Sarà la magistratura infatti a stabilire le cause della morte della 61enne trovata senza vita in ascensore, dove è rimasta bloccata per quasi 8 ore. Il corpo di Francesca Marchione si trova all'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia. Al vaglio degli inquirenti ci sono 2 ipotesi. La donna è rimasta per troppe ore in ascensore a causa di un blackout legato all'emergenza incendi e ha avuto quindi un malore o un guasto tecnico proprio all'ascensore. Resta comunque il fatto incredibile che la donna sia rimasta intrappolata per ore e ore senza che nessuno intervenisse. Alcuni condomini assicurano che ieri non ci sono stati blackout, ma nella zona ci sono stati diversi esercizi commerciali chiusi proprio per mancanza di corrente elettrica. Ieri abbiamo chiamato l'assistenza per l'ascensore che era guasto e nel modo di aprire si sono resi conto che c'era la nostra vicina di casa priva di vita. Nessun blackout, tutta la mattinata normale c'è stato funzionamento della luce. La donna, che viveva sola in casa, come ogni mattina stava uscendo, ma questa volta la sua quotidianità si è spezzata tra 2 piani dello stabile. Ha pubblicato in un sito online pornografico le foto intime della sua ex per comportamenti violenti e persecutori nei confronti della donna. Ad un uomo di 31 anni è stato notificato il divieto di avvicinamento. La polizia di Siracusa ha accertato che la vittima riceveva messaggi minatori, era pedinata e perseguitata con la minaccia di farle fare una fine peggiore di quella fatta da Giulia Tramontano, assassinata, lo ricordiamo, con 37 coltellate. A Catania invece un uomo di 59 anni è stato arrestato perché ha tentato di sfondare la porta di casa della ex compagna che l'aveva lasciato dopo diversi anni di convivenza caratterizzata da violenze. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie.
Ed eccoci di nuovo in studio. Tra disdette e disagi, la stagione turistica vive un momento drammatico in Sicilia. Gli albergatori lanciano l'allarme per il calo del 40% di prenotazioni. Poi arriva l'appello dell'assessore regionale Amata che dice: turisti, vi aspettiamo. Sentiamo Giusy Lazzara. Turismo, una risorsa per la Sicilia che sta vivendo la crisi nera delle disdette e rinunce dei vacanzieri. Sono 35 milioni i turisti che hanno deciso di partire quest'anno e il 90% ha scelto di restare in Italia. La Sicilia, in ripresa con presenze record negli ultimi mesi, adesso rischia di trovarsi indietro. In queste ore le agenzie di viaggio riprogrammano gli itinerari dei turisti allarmati per la situazione di aeroporti e disagi dovuti al caldo record. Intanto gli albergatori di tutta la Sicilia lanciano l'allarme. Siamo tra il 35 e il 40% di disdette sugli incoming da qui alle prossime 2 settimane. C'è una piccola parte di questi che ovviamente prolunga il soggiorno perché non ha delle informazioni chiare sui voli di rientro o sul metodo o sul vettore che utilizzeranno per rientrare sostanzialmente nelle loro case. A Taormina, una delle mete più richieste, la situazione è ancora più pesante. Siamo ad agosto, in poche parole, noi viviamo di turismo e avere un 50% di cancellazioni a ridosso della settimana di Ferragosto le lascio immaginare quanto è drammatica la riprogrammazione. Si corre ai ripari e si cerca di tamponare le perdite. Il Ministero del Turismo ha proposto al Consiglio dei Ministri uno stanziamento da 10 milioni di euro per risarcire i turisti a partire dal giorno dell'incendio dell'aeroporto di Catania. Arriva anche l'appello dell'assessore regionale del turismo Elvira Amata. La Sicilia è ferita, ma adesso l'emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza. E parliamo appunto dell'incendio all'aeroporto di Catania. Sul fronte giudiziario sono in arrivo 2 consulenti della Procura che avranno il compito di ricostruire l'origine del rogo che dal 16 luglio scorso ha paralizzato sostanzialmente lo scalo e anche di verificare possibili ritardi o omissioni appunto nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Catania. Sul tavolo dei magistrati intanto è arrivata la prima relazione dei Vigili del Fuoco secondo cui le fiamme sarebbero partite dal cavo di una stampante utilizzata nel box delle agenzie di autonoleggio. I periti dovranno verificare anche se la procedura di emergenza è stata rispettata, come ha più volte ribadito l'amministratore della SAC Nico Torrisi. Carmelo Zuccaro, il nuovo procuratore generale di Catania, è stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Finora aveva ricoperto l'incarico di procuratore capo della città etnea. Nell'epoca criminale dei miliardi fatti con la droga, con le truffe su internet, con il racket delle estorsioni e con chissà cos'altro ancora, resiste ancora il contrabbando di sigarette. Oltre 5 tonnellate sono state sequestrate dagli uomini della Guardia di Finanza di Palermo. I militari hanno notato in un piazzale in via Santa Maria di Gesù alcune persone che stavano scaricando dei pacchi da un'auto articolato ad un furgone. All'interno c'erano 18.000 stecche che avrebbero fruttato sul mercato circa 800.000 euro. Sono stati arrestati 2 conducenti, entrambi palermitani. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo per parlare del ritiro del Palermo. A tra poco. Ed eccoci al calcio, secondo giorno di ritiro per il Palermo a Pinzolo, il Palermo che è alla fase 2 della preparazione, soddisfatto il presidente Mirri. Sentiamo Marco Gullà. Il Palermo torna a faticare in ritiro per la seconda fase di preparazione. Questa mattina a Pinzolo seduta tattica per la formazione rosanero che ha lavorato in 2 gruppi separati. Eugenio Corini lavorerà principalmente sulla parte tecnica, spingendo sul 4-3-3, modulo prediletto dal tecnico rosanero. In ritiro blitz anche del presidente Mirri. Ci sono delle condizioni eccellenti per lavorare, sia a Ronzone che qui. Quindi da questo punto di vista i ragazzi stanno bene, mi sembra, ho parlato con loro, con Eugenio, quindi mi sembra tutto bene, soprattutto si inizia un percorso che tra
qualche tempo ci porterà pure a Torretta a proseguirlo, quindi con delle condizioni eccellenti per lavorare in continuità, che è sempre stato una difficoltà e un limite, quindi bene, mi sembra tutto molto bene. Dario Mirri non parla di mercato, ma il club si sta muovendo per rinforzare ulteriormente la rosa. Il DS Rinaudo aspetterebbe ormai solo il via libera per Gianluca Di Chiara e Rigoberto Rivas della Regina. Le trattative sono avviate da tempo e potrebbero essere definite nei prossimi giorni. Continua invece la sfida a 2 col Catanzaro per il talentino del Sassuolo Luca D'Andrea. Tra qualche giorno si capirà meglio la situazione e chi ha una posizione di vantaggio. Intanto i rosa avrebbero sondato il terreno. D'Andrea non inciderebbe sugli slot, essendo un classe 2004. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro approfondimento con la collega Roberta Lunghi, che continuerà ad approfondire il tema dei blackout a Catania. Grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.